In queste ore tiene banco il dibattito sulle elezioni americane, ma quali sono le aspettative degli italiani sulle priorità per il nostro paese? L'occasione per tracciarne un quadro, inedito e molto significativo, è stata la premiazione a Venezia dell'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis, diretto da Pietro Vento, che da oltre 20 anni monitora con efficacia le aspettative degli italiani. Vento e Maria Sabrina Titone, giornalista professionista del team di ricerca, hanno ricevuto il riconoscimento nella sede della Regione Veneto. Che prospettive ci sono dal vostro punto di vista, appunto per il peso del vostro osservatorio? È un momento in cui, quando si parla con gli italiani, con i cittadini, due temi vengono fuori con nettezza. In passato si parlava più del lavoro e oggi si parla maggiormente del problema del costo della vita, quindi del contenimento dell'inflazione da un lato e dei problemi della salute dall'altro. È un problema che comunque in Veneto è meno rilevante, meno sentito, perché è una regione nella quale il tema della salute, il tema della sanità funziona decisamente meglio rispetto a tante altre regioni del Paese. È stato un grande onore ricevere il Leone d'Oro a Venezia oggi, un riconoscimento per questi 20 anni di attività, non solo quella personale ma quella di tutto il gruppo di ricerca. Commovente l'omaggio rivolto da tutta la sala in piedi ad applaudire il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti gli eroi che anche in questo tempo combattono la mafia. L'impegno di Falcone Borsellino è stato molto importante, molto simbolico ricordarlo oggi. Negli anni giovanili fondai un giornale di battaglia, Il Pungolo, con il quale Falcone e soprattutto ancora di più Paolo Borsellino in modo costante ebbero modo di collaborare accanto ai giovani siciliani.